Benvenuti a questa nuova analisi, dove il focus di oggi è su un traguardo davvero straordinario, l'assegnazione delle bandiere blu 2026 in Sardegna. Entriamo subito nel vivo e vediamo come la storia di una piccola spiaggia, finita al centro di una vera e propria battaglia cinematografica, sia diventata il simbolo reale e tangibile del turismo sostenibile. È un viaggio affascinante, un mix perfetto tra tutela dell'ambiente e scelte coraggiose, che ci dimostra come la salvaguardia del territorio e l'eccellenza turistica internazionale possano e debbano camminare mano nella mano. E partiamo con una domanda curiosa. Cosa hanno in comune un film campione di incassi sulla speculazione edilizia e le migliori spiagge d'Europa? Beh, il collegamento tra il grande schermo e la realtà è pazzesco. Il film del 2025 di Riccardo Milani, La vita va così, ha portato alla ribalta una storia potentissima, ispirata a fatti reali. Parliamo della resistenza titanica di un pastore che ha letteralmente detto no a offerte milionarie per bloccare un mega resort e salvare una spiaggia dalla speculazione. Quella spiaggia è Tuerredda. E questo gesto di pura difesa si allinea alla perfezione con la filosofia che oggi decreta quali siano le coste più prestigiose e sane d'Europa. Ed ecco che entra in gioco un numero chiave: 1100. Questa cifra non è casuale, è il limite tassativo invalicabile di visitatori giornalieri ammessi a Turierda tra maggio e settembre. Non stiamo parlando di un semplice divieto, ma della dimostrazione lampante di cosa significhi esclusività sostenibile. Scegliere il numero chiuso è stata una mossa a dir poco geniale e decisiva per preservare quella sabbia bianchissima e le sfumature turchesi dell'acqua, garantendo che l'impatto umano non finisse per distruggere un ecosistema estremamente fragile. Sezione 1. Il trionfo di Turredda. Il nuovo ingresso di Teulada nell'eccellenza ambientale. Sezione 2. L'eccellenza costiera sarda, 17 comuni premiati nel 2026. Guardando la mappa salta subito all'occhio come questi riconoscimenti siano distribuiti in modo incredibilmente capillare sull'isola. Non è un'eccellenza isolata in un solo punto. Le bandiere blu abbracciano le coste partendo dalle spettacolari scogliere del nord, tra Sassari e la Gallura, per poi scendere lungo le coste orientali e occidentali con Tortolì e Oristano, giù fino alle sabbie candide del sud. E lì troviamo Quartu Sant'Elena, Sant'Antioco e la già citata Teulada. In pratica è un gigantesco abbraccio azzurro che cinge l'intera Sardegna. Sezione 3. I rigidi criteri FI. Come una spiaggia ottiene il massimo riconoscimento. Ora, la cosa davvero affascinante è che questo premio va ben oltre l'avere un'acqua cristallina. Certo, è tassativo avere una qualità dell'acqua eccellente per 4 anni di fila, ma la Foundation for Environmental Education chiede molto di più. L'accessibilità deve essere totale, abbattendo ogni barriera architettonica per i disabili e garantendo massima sicurezza con il personale di salvataggio. E c'è anche un impegno educativo fortissimo. Bisogna organizzare almeno 5 attività ambientali all'anno e dimostrare una cura ecologica meticolosa attraverso depurazione ed efficienza nella raccolta dei rifiuti. Insomma, non si scherza affatto. Per rendere possibile tutto questo, specie sul fronte dell'inclusività, ci vuole un supporto sostanziale. L'assessore regionale al turismo, Franco Cucciureddu, ha evidenziato un investimento regionale pazzesco. Ben 17 milioni di euro, destinati specificamente al turismo accessibile. Per metterla in prospettiva, è una cifra che sottolinea l'enorme sforzo per adeguare le infrastrutture. L'obiettivo? Fare in modo che la bellezza mozzafiato del mare sardo possa essere goduta da chiunque, letteralmente senza alcuna limitazione o ostacolo. E le parole dell'assessore colpiscono nel segno, perché ci svelano un punto cruciale. La bandiera blu non è il traguardo finale. Leggendo la citazione, questo riconoscimento non deve essere considerato una semplice medaglietta da appuntare sul petto, bensì l'inizio di un percorso. I parametri della FIE elevano l'asticella anno dopo anno. Ecco, questa è un'immensa responsabilità. Il lavoro per mantenere uno standard ambientale del genere non finisce mai. Le regole diventano sempre più severe e questo costringe le amministrazioni a migliorare costantemente. Sezione 4. Oltre il mare. La sostenibilità. Pianificare il futuro della costa. In quest'ottica a lungo termine, i numeri del 2026 sono a dir poco impressionanti. Il 94% dei comuni premiati ha lavorato attivamente su tutti e 5 i macro obiettivi richiesti da questo piano di azione per la sostenibilità.
Si tratta di un piano obbligatorio triennale che spinge le località a implementare soluzioni concrete, mobilità verde, infrastrutture resilienti contro i cambiamenti climatici, insomma, una visione rivolta al futuro. È un salto di qualità enorme che dimostra una programmazione seria e vitale. Sezione 5. Il primato balneare italiano. Le performance dell'Italia sul palcoscenico globale. Allargando la prospettiva ai dati nazionali, vediamo un quadro clamoso. L'Italia fa un bel passo avanti nel 2026, passando da 246 comuni a 257 premiati, coprendo così la bellezza di 525 spiagge. Ma per capire davvero l'impatto di questo numero, queste 525 spiagge rappresentano niente meno che l'11,6% di tutte le spiagge bandiera blu a livello mondiale. Parliamo di una fetta gigantesca per un singolo paese, una dimostrazione chiara di quanto la nostra vocazione marittima si stia evolvendo in chiave sempre più ecologica. Se diamo un'occhiata alla classifica regionale, la Liguria mantiene il suo scettro di regina incontrastata, salda a quota 35 bandiere. Segue una situazione davvero interessante, un pareggio a quota 27 tra la Puglia e una Calabria letteralmente in volo, forte di tantissimi nuovi ingressi. E la Sardegna, con le sue 17 bandiere, si piazza comodamente in alto, confermandosi un pilastro dell'eccellenza, forte della qualità e della gestione del suo territorio. Chiudiamo questo cerchio tornando esattamente all'incredibile storia di Tuedredda, perché sorge spontanea una domanda che fa davvero riflettere. L'imposizione del numero chiuso ha salvato un ecosistema preziosissimo, facendoli vincere premi internazionali. Ma con le pressioni climatiche che non accennano a diminuire, bloccare gli accessi e limitare i numeri è davvero l'unica via per salvare le nostre meraviglie naturali. Tuedredda ci dice che funziona, ma sarà questa l'unica rotta possibile per l'ecoturismo del futuro? Un interrogativo forte che ci lascia molto su cui ragionare riguardo al difficile equilibrio tra vivere la bellezza della natura e il dovere assoluto di proteggerla. Grazie per averci seguito.